The day after. Le urne sono ancora calde e il presidente della regione batte il ferro. Anche oggi è tornato sui risultati elettorali, ma unica resta la sua richiesta al futuro governo: autonomia, subito. Da amministratore le dico che è fondamentale che si rispettino i patti con i cittadini. Penso a noi veneti che chiediamo l'autonomia, è bene che lì a Roma sappiano con chiarezza che noi votiamo e abbiamo votato per l'autonomia. Quindi mantenere le parole date ai cittadini. Forte dice oggi del fatto che quasi tutti i futuri parlamentari si sono mostrati in campagna elettorale a favore dell'autonomia regionale. Se andassimo a valutare il numero dei componenti del Parlamento, sappiamo che la stragrande maggioranza, dico oltre il 90%, rappresenta partiti che in campagna elettorale hanno detto sì all'autonomia, quindi ce la diano subito. In Veneto, a Treviso e proprio anche a Vicenza verrà rinnovata l'amministrazione comunale. Il bagaglio di questi giorni potrà essere utilizzato, dice, anche nelle province. Questo risultato che abbiamo avuto alle politiche, penso che le due città siano assolutamente contendibili, abbiamo dei buoni candidati e penso che su questo fronte bisognerà lavorare con i programmi e parlare con i cittadini. Intanto, comunque, si faccia il governo. La scelta compete al Presidente Mattarella ed è bene che lui indichi un primo ministro che avrà questo mandato esplorativo. Ovvio che noi speriamo sia Matteo Salvini come rappresentante del centrodestra e dopodiché si capirà cosa accadrà. Però tutti devono avere ben chiaro che la nostra assemblea dei soci di riferimento sono i cittadini.